Francesco Mola è stato eletto oggi rettore dell'Università di Cagliari per il sessennio 2021-2027. Era l'unico candidato. Il quorum richiesto è stato superato con 1435 voti. Le preferenze accordate dalle varie categorie hanno superato il 90% dei voti espressi. E l'esito del turno elettorale è concluso alle 18 in modalità elettronica. Mola assumerà l'incarico alla scadenza del mandato di Maria Del Zompo. L'attuale rettrice guiderà l'università fino al 31 marzo. Un risultato oltre le aspettative, commenta Mola, non può essere solo frutto del lavoro di una singola persona. C'è stato un impegno corale e devo ringraziare coloro che mi hanno supportato. È bello vedere un ateneo così compatto. Il rettore eletto ha 59 anni, è professore ordinario di statistica alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. Dal 1998 insegna all'Università di Cagliari e ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, prima degli attuali ruoli di prorettore vicario e di presidente del Comitato Unico di Garanzia.